Sono stabili ma ancora gravi le condizioni di salute di Susi Dal Farra, la donna di 59 anni di Belluno, travolta lungo il rettilineo di Borca e di Limana mentre era in passeggiata con il nipotino di 3 mesi circa e la mamma di quest'ultimo. Miracolosamente incolumi sia il neonato che la mamma. L'incidente è accaduto attorno alle 15 di martedì. Il conducente dell'auto, un 62enne del posto, ha riferito di essere stato abbagliato dal sole e di non avere visto le due donne. Il mezzo ha urtato anche il passeggino che si è cappottato, ma il guscio ha protetto il neonato che per precauzione è stato tenuto in osservazione al San Martino di Belluno. Diagnosi di politrauma per la 59enne. Soccorsa dal personale del SUEM, Susi Dal Farra è stata elitrasportata al Cafoncello dall'elicottero Leone 1 dell'ospedale di Treviso, che era in piazzola a Belluno dopo aver prestato servizio per soccorso sulle piste da sci. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai carabinieri del radiomobile di Feltre e della stazione di Trichiana. L'auto del 62enne è stata posta sotto sequestro per tutti gli accertamenti del caso. Le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente sono in corso.